Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire notizie e aggiornamenti dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo dal Recruiting Day lanciato dalla regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il TR Shopping di Villesse, che ricerca 130 posizioni di lavoro presso lo store Ikea e altri 20 diversi punti vendita del Meeting Place appunto di Villesse. Per candidarsi bisogna inviare il proprio curriculum vitae entro domenica 7 aprile, poi l'appuntamento si terrà martedì 16 aprile. Ma ne andiamo a parlare in questo servizio insieme a Silviana Dalin per TR Shopping, insieme a Joachim Oexander, direttore di TR Shopping, e Gianni Fratte, organizzatore del Recruiting Day per la regione Friuli Venezia Giulia. Come sapete il TR continua con l'esperienza del Recruiting Day e martedì 16 aprile presso il nostro Meeting Place a Villesse avremo questa grande opportunità insieme alla collaborazione della regione Friuli Venezia Giulia di poter offrire a chi cerca lavoro la possibilità di candidarsi. Ci sono 130 posti di lavoro che cerchiamo in questo momento e se volete potete mandare la candidatura entro il 7 di aprile. Trovate tutto sul nostro sito www.trshopping.com e chiaramente ci sono posti di lavoro per quanto riguarda il negozio Ikea, quindi addetti alle vendite, addetti al customer service, addetti alla logistica. Inoltre per quanto riguarda tutti gli altri negozi al TR cerchiamo addetti alle vendite. Siamo molto contenti di questa collaborazione, è il secondo anno e niente, ci farebbe piacere che veniste a trovarci a lasciare il vostro curriculum. Hi everybody from TR Shopping. My name is Joachim Oexander. I'm the shopping center manager for TR Shopping and I welcome you to this information about our shopping center and our recruitment day. Buongiorno, continua il nostro lavoro di supporto alle aziende nell'organizzazione di questi eventi di reclutamento di personale a fianco delle aziende e di supporto alle aziende in quello che oggi è il tema centrale per le stesse aziende, cioè la ricerca di personale che molte volte hanno difficoltà a trovare e quindi noi li aiutiamo a mettere nelle condizioni le aziende di recuperare le forze lavoro di cui hanno bisogno per mandare avanti le proprie realtà aziendali. Passiamo a un'altra notizia, ci spostiamo nel mondo dello sport. Presentato ufficialmente il Trofeo Trieste 2024, si riparte il prossimo 7 aprile con il 79esimo Giro di San Giacomo e si proseguirà poi con tantissimi appuntamenti fino a novembre. Una 22esima edizione che proporrà un calendario ricchissimo per tutti i gusti, ci saranno 9 prove individuali e poi anche tantissimi appuntamenti aperti al pubblico. Ma ne andiamo a parlare in questo servizio insieme a Pierpaolo Roberti, assessore della regione Friuli Venezia Giulia, Giacomo Biviano, presidente Fidal Trieste, e Corrado Venturati, presidente di Sport, Società Podistica Riunite Trieste. Il Trofeo Trieste, la 22esima edizione del Trofeo Trieste, è un trofeo ormai consolidato nel tempo che porta nelle nostre strade, nei boschi della nostra provincia centinaia e centinaia di appassionati della pratica sportiva ed eventi come questi che contribuiscono a creare quella cultura dello sport che fa essere Trieste ai vertici in Italia stabilmente ormai da sempre per quanto riguarda la pratica sportiva e di questo vanno ringraziati esclusivamente i presidenti e i tanti volontari che lavorano nelle piccole associazioni che hanno deciso di mettersi insieme per poter realizzare un campionato di tutto rispetto che coinvolge dai più piccoli ai molto meno piccoli. Il Trofeo Trieste si svolge in tutta la provincia di Trieste con 9 prove, dove ci sono varie società che organizzano gli eventi, quindi dalla Running World all'Evirud, alla Trieste Atletica, alla Varosandra, al gruppo San Giacomo, al Fincantieri Varzilia e al Kral Trieste Trasporti e l'Evirud. Sono 9 prove che si variano dalle corse su strada a quelle un po' più trail, campestri, fino ai 3.000 in pista. Buongiorno a tutti, sono Venturati Corrado, presidente del Trofeo Trieste SD Sport. Il 7 aprile inizia la 22esima edizione del Trofeo Trieste e vi aspettiamo numerosi. E quindi dopo aver parlato di sport chiudiamo ancora con il saluto alla città di Trieste del presidente anche del porto di Trieste Monfalcone, Zeno D'Agostino, alla carica del porto dal febbraio 2015, ha lasciato con qualche mese d'anticipo e ufficialmente a giugno lascerà il porto di Trieste. Sentiamo i suoi saluti. Dai, un saluto a tutti e vabbè, c'è un po' di commozione, dai, perché comincia a avvicinarsi il momento e vedo tanta gente
compreso il sottoscritto, che comincia a capire cosa sta succedendo. Quindi insomma è chiaro che è una decisione che ho preso, però non sono decisioni difficili. Comunque saluto tutti, dai, grazie. Grazie al presidente Zeno D'Agostino, un piacere ancora aver lavorato anche insieme a lui, aver raccontato proprio il suo lavoro. E il nostro Info FVG quindi si chiude qui, continuate a seguirci qui su Radio.0 che vi continuiamo a raccontare anche tutte le notizie e gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia.